Rieccoci, ultima parte di Primus Inter Pares, nonostante l'ora, ospite l'assessore al turismo e alla cultura del comune di Padova Andrea Colasio. Assessore, le chiedo l'ultima parte, ho molte cose da chiederle, se magari siamo rapidi, allora le chiedo in ordine. Abbiamo il Castello, dunque abbiamo detto che le palazzine Liberty hanno trovato gli imprenditori che faranno qualcosa. Ci siamo quasi. Staremo a vedere, si sa cosa faranno bed and breakfast, riqualificano, ma io immagino un bel ristorante sopra la Cappella dei tutti i ristoranti, la città è turistica, edilizia residenziale di qualità. Adesso mi sembra che ci sono nuovi alberghi che vogliono... Vuol dire che Padova guarda, mai come in questi ultimi mesi, Padova è sulla grande stampa nazionale, certo. Repubblica, Corriere, La Stampa, le grandi riviste, come dire, le grandi mostre ci hanno portato a far sì che Padova viene percepita come una città scelta di possibile meta turistica. Abbiamo la fiera dell'auto che già la fiera dell'auto abbiamo la città che non trovi un posto in albergo, certo, non trovi un posto. Baccaglini ha fatto un'operazione geniale, è veramente un grande imprenditore, auto e moto d'epoca, è un brand importante. Importantissimo. Noi abbiamo le grandi mostre, insomma Padova in quest'autunno poi abbiamo l'università. Poi c'è anche mi permetto c'è una mostra di fotografia, Photo Open Up, che è bellissima, è un festival internazionale, è una cosa incredibile. Consiglio chi non l'ha vista di andare agli Eremitani, anche qui si articola in 8 sedi espositive, è una mostra di rara bellezza con foto di Cartier-Bresson, cioè la foto Bruxelles di Cartier-Bresson, cioè, come dire, quindi Lewis tenendo Carroll presente che la città di Padova ha 210.000 abitanti, tenendo presente che l'università ne ha più o meno 60-70.000, tenendo presente che ne arriveranno 100.000 per la fiera dell'automobile, un po' siamo un po' meno, ma tanti anche per le altre mostre, non so dove percorrere in macchina qui ci vorranno davvero... Uno non viene a vedere Belzoni o Van Gogh in macchina. Ma deve arrivarci. Ci sono i parcheggi scambiatori, c'è il tram, mica deve venire in mostra in macchina, no? No, ma sarebbe bello, vuol dire che Padova è... Sì, ma sarebbe bello, però bisogna trovare un giusto equilibrio. Io sono dalle grandi mostre in Europa, ci vado in treno, ci vado in aereo, ci vado a piedi, ci vai in tram. Certo. Cioè, non è che puoi congestionare il centro perché i grandi eventi servono. Ma, io ricordo che i padovani erano contrari a Via Roma, ma me se lo ricorda? Adesso sono proteste. Io propongo di riaprire il traffico automobilistico via Roma. Ho i commercianti che mi uccidono, i commercianti sono bravissimi. Però lei sa anche benissimo, assessore Colasio, che è un passaggio che si paga. Io ricordo, non so se ricorda lei, quando hanno fatto il doppio ponte al Bassanello, inizialmente la prima settimana c'erano proteste, certo. Poi è diventato fisiologico. Sì, ma anche via Roma. Cioè Padova il merito va al sindaco Gottardo, geniale, ha questo grande listone che è veramente, io da ragazzino passavo in moto davanti al Petrocchi, e questa è la città che vogliamo. Passava anche in automobile. Sì, ma ci rendiamo conto, no? Che razza, noi vogliamo essere patrimonio UNESCO dell'umanità, bisogna cominciare a guardarci attorno come in Europa e dire una città UNESCO, dobbiamo trovare un giusto equilibrio tra l'accessibilità, la fruizione e la tutela, un giusto equilibrio. Anche perché, assessore Colasio, quando lei aveva la macchina, tanti anni fa ce l'avevo anch'io, c'era la 500, oggi una 500 attuale è un SUV, è un camion rispetto a quella 500. Padova è una città medievale, alle strade medievali bisogna che troviamo un equilibrio tra noi e i nostri mezzi di locomozione. Vero. Castello Carresi, c'è il restauro alla sud, destinata credo ai musei, al design, come stanno andando? Ma direi che questo è un altro puntello fondamentale nel ridisegnare Padova. È stato un po' la madre della Urbs Picta. Il castello stiamo partendo abbiamo fatto la gara, stiamo aggiudicando la gara, 5 milioni e mezzo è il primo stralcio funzionale, l'intera ala sud del castello, sempre epopea signoria carrarese, affrescato anche questo, anche lui fa parte, è un appendice della Urbs Picta perché ha degli affreschi bellissimi, tutta l'ala sud verrà trasformata in grande spazio, eccola lì, espositivo per il design e l'arte contemporanea. Diciamo che è un'operazione fondamentale, guardate la bellezza di
questa sala. Qui dentro vi immaginate arte contemporanea, design, noi abbiamo già a disposizione. Queste sono le vecchie carceri, giusto? Sì, abbiamo a disposizione la raccolta Bortolussi. Questo castello è realizzato in 4 anni, tra il 1374 e il 1378, ed era tutto affrescato. Vedete, quella è la sala del velario, è bellissima, c'è un gigantesco carro e tutto un apparato iconografico che racconta la grande epopea della famiglia Carrarese. Questo è uno dei pochi carri autentici del 1300, gli altri Cittadella e Castelfranco sono riproduzioni 800. Questo è il rendering. Il castello diventerà un luogo internazionale con gli artisti internazionali e ospiterà mostre di rango internazionale, ma sul versante dell'arte contemporanea. E questa è un'altra bella cosa che accadrà a Padova. Siamo già in cantiere, stiamo creando le risorse per il secondo stralcio, altri 5 milioni d'euro, diciamo che a fine legislatura siamo a metà del lavoro, poi chi verrà dopo di noi porterà a termine il lavoro. Siamo arrivati a conclusione, ci vorrebbero davvero delle ore per parlare con lei di Padova, però due posti incantevoli dal mio punto di vista sono ed è l'orologio in Piazza dei Signori e la Specola, che certo, dobbiamo parlarne qualcosina, perché quell'orologio in Piazza dei Signori l'orologio di Piazza dei Signori, pensatevi, la grande storiografia francese, la storiografia degli Annali dice una cosa incredibile, dice Le Goff: guardo a Padova e mi interrogo, è mai esistito il Medioevo? Perché lui pensa a Dondi dell'orologio, che è colui che realizzò il grande astrario, praticamente è un uomo che, diciamo, geniale, che sostanzialmente inventa la tecnologia. L'orologio è legato alla famiglia dei Dondi dell'orologio, anche se questa è una rifacitura e solo una piccola parte è originaria del 300. Io ho visto quella del Santo, che è più o meno un facsimile, certo. che ha un baldacchino sopra le cupole, davvero incredibile. Diciamo che Padova è una delle prime città al mondo ad avere un orologio pubblico assieme a Chioggia ed è sempre legato a questo grande personaggio, Dondi dell'orologio. Venne chiamato dell'orologio dopo che realizzò appunto i suoi orologi a Chioggia e a Padova. Diciamo che Padova è una città che vanta anche questo primato. E Dondi dell'orologio, lo ricordo, partecipava ai consigli di guerra di Francesco il Vecchio, era un grande intellettuale, un grande studioso che si collegava a che cosa? A Pietro d'Abano e alla grande scuola trecentesca astrologica e astronomica padovana. Quindi, e Padova, ripeto, in quegli anni là vantava un'università che se la giocava alla pari con Parigi e con Oxford. Visitabile? Assolutamente sì, grazie al lavoro dei volontari di Salva l'Arte, di Legambiente, che ormai da molti anni fanno delle visite guidate ed è veramente un luogo unico del suo genere, una bella emozione entrare su nella torre. Quella era una torre d'ingresso all'antica Reggia Carrarese, lo ricordo. Poi il Falconetto ha fatto un restyling, ma lì era nel 1345 Ubertino realizza una piccola Versailles, che è appunto la Reggia Carrarese affrescata da Guariento. Quella torre faceva parte di questo complesso. Concludiamo con la Specola. Concludiamo una parte perché la Specola viene realizzata nel 1376-77 dall'abate Toaldo e dall'architetto Cerato. Viene innestata sulla Torlonga. La Torlonga eccola lì cos'era? Parlavamo prima della Basilica del Santo, della cappella Luca Belludi, dove Giusto de Menabuoi ha rappresentato iconograficamente la Padova del 300. Lì la Torlonga viene rappresentata a scacchi bianchi e rossi, che erano i colori della signoria carrarese, ma anche i colori della nostra città. Ecco, diciamo che la Torlonga è uno dei primi esperimenti di realizzazione di un osservatorio meteorologico. Viene fatto appunto da quel genio che era l'abate Toaldo, che sollecitò la Repubblica Serenissima a dotarsi di questo strumento moderno. Oggi è un bellissimo museo, ovviamente non ha più la funzione di osservatorio astronomico perché si usano quelli di Asiago, che è superato anche lui, però è un museo unico nel suo genere. Una cosa molto curiosa: all'interno della Torlonga c'è un bellissimo originale simbolo del carro del 300, perché la Torlonga faceva parte del complesso del Castello Carrarese,
che lo ricordo era una grande struttura militare, le cronache del tempo parlavano di inespugnabilis fortitudo, però aggiungevano una cosa, pulcritudo, cioè era bellissimo perché era tutto affrescato e Giusto de Menabuoi nella cappella Luca Belludi al Santo ci fa come una fotografia del 1300. Senta, Assessore Coraggio, oltre a queste belle cose, Padova per chi non la conosce ha altri bei posti da visitare, ricordo uno su tutti, la Sala dei Giganti che è in Reggio Carrarese. Reggio Carrarese in Piazza Capitaniato, che Sì. consiglio a tutti di andare a visitare perché è qualcosa di stratosferico, l'aula magna, l'università dove... Ma anche la Sala dei Vescovi, la Sala dei della Vescovi, diocesi, Padova davvero ha stupenda. dei posti stupendi Sì. che meritano di essere visitati, che voi come amministrazione state facendo di tutto perché ciò avvenga. Mi sembra di aver... Ci stiamo provando e siamo convinti che restituire ai padovani, ma anche al turismo internazionale, un capolavoro d'arte assoluta, qual è Padova nella sua complessità, sia un'operazione sì di marketing turistico, ma lo ricordo sempre, innanzitutto noi stiamo lavorando perché i padovani possano essere orgogliosi della loro città. Concludo chiedendole, ha un sogno nel cassetto? Una domanda retorica, però gliela faccio. Il sogno nel cassetto ce l'ho, è vedere finito il Castello Carrarese. Quello è il suo sogno. Vederlo finito come grande museo dove ci andranno d'arte contemporanea, pieno di giovani ragazzi e di giovani creativi. Va bene, grazie Assessore Coraggio di essere stato con noi, in bocca al lupo per domani perché inizia la presentazione, la conferenza stampa per quanto riguarda la mostra del Belzoni e quindi poi abbiamo detto che inizierà anche quella al Palazzo Tapparella degli impressionisti, quindi una Padova che il titolo abbiamo messo Padova, la sua arte, sta davvero facendo cose importanti per la città, per i padovani e anche e non soprattutto anche per i veneti. Padova se lo merita. Grazie a voi e agli spettatori. Io la ringrazio davvero, do appuntamento a mercoledì prossimo con un'altra puntata di Primus Inter Pares. Buonanotte.